Influenza o vaccino? Fai la scelta giusta, chiama il tuo medico. Con questo slogan la Regione Liguria e l'ISA lanciano la campagna antinfluenzale 2018 che partirà lunedì 5 novembre e durerà sino al 31 dicembre. La promozione della vaccinazione avviene attraverso diversi canali, dai social network ai volantini informativi. Fondamentale è l'alleanza con i medici di medicina generale che proporranno ai propri assistiti con più di 65 anni la vaccinazione o alle fasce a rischio e saranno reperibili telefonicamente in caso di necessità. Il primo scoglio da superare è proprio quello informativo. Lo scorso anno quasi il 90% degli over 65 che non hanno fatto il vaccino, ovvero 142.000 su 180.000 in Liguria, non hanno ricevuto alcun consiglio sull'utilità della vaccinazione. Per quanto riguarda le persone con patologie croniche tra i 18 e i 64 anni, solo 1 su 5 si è vaccinata. Nel 2017 a livello regionale si è vaccinato il 50,1% degli ultra 65 anni, un dato ancora insufficiente considerata l'età media degli abitanti della regione e le complicanze in soggetti già affetti da diverse patologie. Per questo è fondamentale lavorare in rete, spiega l'assessore regionale alla salute Sonia Viale, con collaborazione di tutti i soggetti del sistema e con l'obiettivo di garantire quest'anno la massima copertura vaccinale possibile. Allo stesso modo, un'adeguata prevenzione potrà evitare disagi e lunghe attese per codici verdi o bianchi al pronto soccorso. Nell'ASL 4 la vaccinazione può essere somministrata anche negli ambulatori di Chiavari il lunedì e il mercoledì dalle 8:30 alle 12, il mercoledì anche dalle 14 alle 16:30, a Rapallo dalle 8:30 alle 12 del martedì e dalle 14 alle 16:30, a Santa Margherita Ligure il mercoledì dalle 8:30 alle 10, a Sestri Levante il giovedì dalle 8:30 alle 12, a Cicagna il martedì dalle 9 alle 12 e nei poli di Borzonasca, Reggio Aglio e Varese Ligure.